Ho capito che era via. Bene. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Questa giornata è un po' particolare per noi perché uno dei punti che Resistere Veneto ha portato nel programma viene illustrato, che è quello della moneta regionale. Ribadisco insomma che noi, una delle anime che abbiamo, come detto, è Fatti in Occiacque, quindi non abbiamo messo una proposta solo per farla vedere, ma vogliamo concretizzarla, quindi siamo qui disponibili a illustrarla. L'abbiamo anche presentata in via informale in un incontro all'amministrazione, al presidente Stefani, e abbiamo anche informati che qui siamo a illustrarla pubblicamente e che saremmo anche pronti eventualmente a un progetto di legge per introdurla nella legislazione regionale. Si parla tanto di autonomia, si parla tanto di aver coraggio di prendere posizioni particolari. Qui coraggio secondo me è anche relativo, perché ci sono gli strumenti di legge che permettono di accogliere alcune opportunità che sono a vantaggio del territorio, però bisogna realizzarle, metterle in campo, cercare di avviarle. Sappiamo che tutte le cose hanno un processo di diciamo validazione e poi tramutarsi in realtà, ma insomma, ci sono delle questioni che devono essere viste al di fuori dagli schemi tradizionali con un'ottica diversa. Noi abbiamo detto alla Regione Veneto che bisogna avere una costituente per l'autogoverno, che vuol dire che si inizia dalle cose fattibili sul territorio, andando a realizzare, a mettere in campo qualcosa che non hanno fatto gli altri, che però esiste all'estero già. Avere il coraggio di prendere determinazioni su altre leggi che permettono di avere vantaggi per la nostra regione e per i nostri cittadini soprattutto. Ed è questo che vogliamo continuare a fare anche nel nostro rappresentanza, che è piccola numericamente ma è importante, con un cuore grande, perché ci hanno portato i cittadini perché mettessimo in campo e realizzassimo quello che loro ci hanno chiesto. E questo passaggio oggi lo facciamo con chi diciamo di queste cose si intende e pratica da molti anni, è Fabio Conditi, che io saluto e mi taccio perché tutti vogliamo vedere qual è l'iter, la possibilità per mettere in campo questa scelta autonoma e prima della Regione Veneto, sarebbe la prima regione, mi pare di capire, che va a assumere una presa di posizione, una decisione simile, se vorrà farlo. Noi abbiamo già detto che non abbiamo voglia di avere una primogenitura, ma vogliamo che le cose vengano fatte. Quindi noi non siamo una forza che è all'opposizione per fare opposizione e rompere tout court. Noi vogliamo creare qualcosa di positivo per il territorio, perché il Veneto e i suoi cittadini sono sempre e comunque nel nostro cuore. Grazie, la parola a Fabio. Grazie Riccardo, e per me è un onore, perché ci tengo sempre a dire queste cose dentro le istituzioni, perché è importante avere un dialogo, perché le cose si possono realizzare solo se cominciamo ad immaginare che siano realizzabili. Volevo dire solo una parola per una cosa che mi intristisce il cuore. Ieri è morto Vito Monaco, io ero estremamente affezionato e quindi mi fa piacere ricordarlo, perché era una persona, l'unico giornalista che ci aveva fatto parlare di questi temi, quindi un applauso per lui. Allora, partiamo da che cos'è l'economia oggi. L'economia oggi purtroppo non è quella che noi vorremmo, addirittura Papa Francesco e Papa Leone XIV hanno detto espressamente che l'economia oggi uccide. Perché? Perché l'economia, noi siamo al servizio dell'economia, non è più l'economia al nostro servizio. Addirittura nell'ultima enciclica ribadisce in maniera inequivocabile che i criteri cardine per orientare il progresso sono il bene comune e lo sviluppo umano integrale.
Questo perché? Perché l'economia in generale da sempre ha una definizione inequivocabile. L'economia si dovrebbe occupare di riorganizzare le risorse scarse del pianeta al fine però di soddisfare i bisogni individuali e collettivi. E quando parliamo di bisogni individuali e collettivi non è che parliamo solo di bere, mangiare e dormire, parliamo di tutti quei bisogni che a partire da quelli primari si elevano nella piramide di Maslow fino alla piena autorealizzazione, che tra l'altro sono andato a vedere nello statuto della Regione Veneto, all'articolo 5,6 c'è scritto espressamente: la Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità. Quindi vedete che anche nello statuto la Regione ha un obbligo statutario nel perseguire ed eliminare gli ostacoli economici e sociali che impediscono effettivamente il pieno sviluppo della persona umana. Quindi anche la Regione, oltre allo Stato, come spieghiamo ormai da tanto tempo, è obbligata ad occuparsi e a favorire il benessere delle persone. Però è inutile che ci giriamo intorno. Se non ci sono i soldi, questo è impossibile da realizzare. Quindi oggi proveremo ad analizzare il denaro, che cos'è, come può essere creato, chi lo crea oggi e se la Regione Veneto è in grado e ha le norme a sua disposizione per poterlo creare, per favorire proprio il benessere delle persone. Partiamo da lontano, partiamo da Aristotele. Aristotele aveva già capito più di 2000 anni fa che la moneta è un mezzo di scambio, è nato per soddisfare i bisogni e quindi è un mezzo convenzionale, tant'è che in greco moneta si dice nomisma, che viene da nomos, che è legge, quindi è ovvio che solo le leggi di uno Stato possono determinare il valore convenzionale di una moneta. Quindi partiamo già dall'ipotesi che comunque uno Stato, una regione, un comune, le istituzioni pubbliche sono quelle deputate dal punto di vista legislativo a dare, corpo ad una moneta che noi ci scambiamo. L'evoluzione della moneta è stata che fino al 1300 la moneta era sostanzialmente basata sull'oro, quindi erano monete d'oro. Poi noi italiani e soprattutto Venezia ha creato la prima banca al mondo nel 1374, quando si inventarono le famose note di banco, che erano delle ricevute su pergamena che erano cambiabili in monete d'oro. Quindi fu il primo esempio di una moneta cambiabile nella moneta ufficiale che ha permesso una grande espansione dell'economia, proprio perché con una certa base monetaria aurea era possibile creare però molti più sistemi di scambio attraverso la riserva frazionaria. Poi nel 1700, dal 1700 in poi, furono iniziate a creare le banche centrali, le quali trasformarono le note di banco in banconote. La prima banca centrale al mondo è nel 1668 la banca centrale svedese, poi arrivò la Bank of England e poi tutte le altre. E da allora le banconote sono l'elemento fondamentale di una moneta a corso legale in tutti gli stati del mondo. Dalla seconda guerra mondiale è cambiato tutto, perché a Bretton Woods, nel 1944, fu deciso a livello internazionale che tutte le monete sarebbero state non più convertibili in oro, ma convertibili in dollaro, e il dollaro sarebbe rimasta l'unica moneta al mondo convertibile in oro. È durata solo 27 anni. Nel 1971 Nixon, a reti unificate a livello mondiale, dichiarò la non più convertibilità del dollaro in oro. E quindi da quel momento in poi noi abbiamo una moneta che è completamente fiat, una moneta che si crea dal nulla. Quindi la domanda che ci dovremmo porre è: perché la moneta allora è scarsa? Cioè, pensate all'assurdità. Ci siamo liberati dopo secoli dal fatto che la moneta fosse ancorata all'oro, cioè a qualcosa di scarso in natura, e seguitiamo a vivere una scarsità monetaria che è artificiale e generata dal sistema economico, soprattutto finanziario. E quindi cerchiamo oggi di capire quali forme abbiamo, alternative rispetto alle monete che usiamo. Ma partiamo da un presupposto però. Chi è che dà valore al denaro se oggi il denaro non è più legato all'oro? Ve lo siete mai chiesti? Perché voi accettate una moneta che sostanzialmente non garantisce nessun tipo di valore?
Lo fate perché c'è due poteri dello Stato, il potere di imposizione giuridica del corso legale, ma lo Stato lo esercita solo sulle monete metalliche e sulle banconote. Tutto il resto della moneta che usiamo è una moneta che non è a corso legale e quindi perché noi la accettiamo? La accettiamo perché lo Stato ci impone di pagare le tasse con quella moneta. Pensate all'assurdità. La moneta elettronica bancaria è una moneta privata, ma lo Stato ci obbliga ad utilizzarla negli scambi proprio per pagare le tasse. Quindi lo Stato ha ancora oggi sia il potere di creare moneta con la quale noi possiamo pagare le tasse, ma anche e soprattutto il potere di creare degli sconti sulle tasse futuri, crediti d'imposta si chiamano, che servono a ridurre le tasse. Quindi, siccome le tasse sono il sottostante della moneta, che io con uno strumento monetario ci paghi le tasse o ci riduca le tasse, voi capite bene che non c'è nessuna differenza. Quindi, come diceva Ezra Pound, e qui mi fa piacere ricordarlo perché altra coincidenza sincronica, Ezra Pound è vissuto negli ultimi anni della sua vita proprio qui vicino, nella Calle Querici 252 qui a Venezia, e Ezra Pound ha scritto un bellissimo manualetto di economia dove diceva: dire che uno Stato non ha i soldi per costruire ospedali è come dire che un ingegnere non ha i chilometri per costruire le strade. Pensate, se la moneta è convenzionale, perché noi non ne abbiamo a sufficienza per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Perché chi crea il denaro oggi, purtroppo, impedisce questa situazione. Allora, chi crea il denaro sono tre soggetti sostanzialmente. Lo Stato crea le monete metalliche, che sono l'unica moneta positiva, cioè moneta che non è generata da debito e non è gravata da interesse, ma sono solo lo 0,3%. Poi la BCE crea le banconote, che sono un'altra moneta però che non viene immessa direttamente dalla BCE nel sistema economico, ma viene prestata al settore bancario, il quale utilizza queste banconote come sottostante per creare tutto il resto della moneta che noi usiamo, cioè la moneta elettronica bancaria, che costituisce il 93% della moneta che usiamo, ma siccome viene prestata al settore economico insieme alle banconote, noi abbiamo che la moneta cosiddetta debito, cioè prestata e dobbiamo restituire con gli interessi, è il 99,7% di tutto il denaro che usiamo. Com'è possibile che una moneta che è lo Stato, che gli dà valore attraverso il pagamento delle tasse, sia creata nella più stragrande maggioranza dei casi dal sistema bancario privato che ce la presta e gliela dobbiamo restituire con gli interessi? Allora, la domanda che oggi proveremo a rispondere è: esiste la possibilità di creare una moneta pubblica, cioè creata sia dalla regione che dallo Stato, cioè una moneta elettronica pubblica? Perché abbiamo detto le monete a corso legale, diciamo, sono gestite dallo Stato con la BCE, ma tutta la moneta elettronica, se la fanno i privati, la può fare a maggior ragione anche un'istituzione pubblica. Intanto chiariamo la differenza tra queste due monete. La moneta a debito è emessa sostanzialmente dal settore bancario, quindi banche centrali europee e Banca Centrale Europea e banche private. Questa moneta viene prestata al settore economico, ma noi la dobbiamo restituire con gli interessi, quindi genera sostanzialmente debito e pagamento di interessi. La moneta invece positiva o sovrana o di Stato, chiamatela come volete, preferisco il termine positiva perché ha un'accezione di influenzare positivamente il settore economico. Può essere messa sia dal Tesoro che da altre istituzioni pubbliche come anche le regioni, viene spesa nel sistema economico, vedete qui la prima differenza, l'altra viene prestata e teoricamente può essere prestata anche a un soggetto che fa speculazione finanziaria o che costruisce armi, perché è lui che decide dopo che gli hai prestato i soldi come li utilizza. Invece quando viene spesa nel settore economico è lo Stato che l'ha creata, che decide dove impiegarla e come. E quindi è una moneta che non nasce con il debito e non ha nessun interesse da dover essere pagato. Quindi entriamo nel merito, parliamo di moneta regionale veneta. Quali sono le norme che prevedono l'emissione di moneta all'interno di una regione? La norma più importante di tutti
è il testo unico bancario, perché, apro una piccola parentesi, nei trattati europei la moneta elettronica non è mai citata, cioè non rientra nei trattati europei, quindi è di competenza nazionale. L'unica norma che prevede l'emissione di moneta elettronica è il testo unico bancario, articolo 114 bis, andatevelo a leggere. Possono emettere moneta elettronica nel rispetto delle disposizioni ad esse applicabili le Banca Centrale Europea, lo Stato italiano, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché poste italiane. Quindi le istituzioni pubbliche sono autorizzate ad emettere moneta elettronica all'interno di questa norma. Tra l'altro il testo unico bancario prevede le norme per le banche e gli istituti di moneta elettronica, ma ovviamente non prevede le norme per i comuni, le nazioni, gli stati e le regioni, perché è una competenza che è loro, non è una competenza, diciamo, del testo unico bancario. Poi ho trovato anche questa legge regionale del 2019, dove si parla espressamente della promozione nella Regione Veneto della diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale, quali strumenti elettronici, e quindi anche da un punto di vista delle leggi regionali c'è una certa propensione quantomeno all'analisi di sistemi di pagamento elettronico fatti a livello regionale. Ma la novità più grossa è avvenuta nel 2022, quando a seguito del superbonus, che per la prima volta al mondo ha introdotto il concetto di credito d'imposta cedibile e quindi di una moneta a valenza fiscale, è stata modificata la norma in Europa, concedendo al credito d'imposta non solo di essere cedibile, ma di essere riportabile negli anni successivi senza mai scadere e di essere utilizzabile per qualunque, diciamo, tipo di tassazione. Questo a livello generale. Poi entriamo nel merito del credito d'imposta regionale. Che cosa succede? Che a livello di imposte regionali la Costituzione prevede all'articolo 117 la competenza concorrente tra Stato e Regioni per quanto riguarda il sistema, diciamo, tributario. Ma all'articolo 119, sempre della Costituzione, si prevede al comma 1 che le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e al comma 2 che le regioni hanno risorse autonome. Quindi stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie. Voi sapete che la regione ha una capacità di imposizione fiscale sull'IRAP, l'addizionale IRPEF ed altri tipi di tassazione, sulla quale può decidere di farne di più, di meno, e quindi chiaramente ha il potere di poter intervenire. Ma la cosa più interessante è stata che su una legge nazionale che attribuisce alle regioni la capacità di ridurre e modificare l'IRAP regionale, a seguito di questa la regione Toscana aveva introdotto il concetto di credito d'imposta regionale, cioè credito d'imposta utilizzabile per le tasse regionali. La Presidenza del Consiglio si era opposta, dichiarando incostituzionale che la Regione Toscana potesse applicare un credito d'imposta a livello regionale, ma c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, subito nel 2013, che ha dichiarato la perfetta regolarità dell'emissione di un credito d'imposta utilizzabile ovviamente per le tasse regionali, e quindi da adesso, da un punto di vista regionale, la regione non solo può modificare le tasse regionali, ma può anche creare crediti d'imposta regionali. Quindi la regione Veneto ufficialmente può creare moneta secondo diverse modalità di utilizzo. Sicuramente non può creare né le banconote né le monete metalliche, perché sono entrambe di competenza sia dello Stato che della Banca Centrale Europea. Ma può creare moneta elettronica, lo abbiamo visto in base all'articolo 114 bis, comma 2 del testo unico bancario, può creare moneta elettronica se avesse delle banche pubbliche, ma qui purtroppo c'è una legge nazionale che prima o poi bisognerà cambiare, perché non permette alle regioni di avere delle banche pubbliche, cioè anzi vieta alle regioni di avere banche pubbliche. Questo dovrà essere una battaglia da fare nel momento in cui si fa l'autonomia differenziata. Uno dei temi sarà quello che le regioni devono pretendere, visto che si dà autonomia finanziaria ma poi non gli si danno gli strumenti, di avere delle banche pubbliche per poter fare questa cosa.
Poi può fare moneta elettronica di tipo finanziario, visto che le regioni possono emettere titoli di debito, quindi tipo titoli di Stato, ma se sono trasferibili possono diventare effettivamente moneta. L'ultimo, che è il più importante, quello di cui parleremo oggi, è il credito d'imposta cedibile riguardante le imposte regionali. Secondo noi è lo strumento più facilmente implementabile, anche se non disconosciamo anche l'importanza di tutti gli altri. Però la cosa fondamentale di questo strumento è che, come vi dicevo prima, è previsto dalle norme europee, quindi è perfettamente lecito utilizzarli. Questo è dovuto al fatto che, come dicevo prima, il Superbonus ha introdotto per la prima volta al mondo la possibilità di utilizzare un credito d'imposta cedibile. Questo ha costretto l'Europa, nel manuale del deficit del debito pubblico, che è stato aggiornato nel 2022, ad introdurre il concetto di cedibilità del credito d'imposta, anche della riportabilità negli anni successivi senza mai scadere, e hanno chiarito in maniera inequivocabile, qui è la forza di questa soluzione che noi proponiamo, che non è debito pubblico, cioè se la regione emette un credito d'imposta cedibile non lo deve contabilizzare come debito pubblico e non lo deve neanche contabilizzare come deficit, quindi da un punto di vista del bilancio non ci sono controindicazioni di sorta. La riprova di questo, anche se non siamo amanti di questo soggetto, è che Mario Draghi nel report della competitività europea nel 2014 ha introdotto il credito d'imposta cedibile tra le proposte a pagina 38 della parte B. Lo dico solo per notizia, perché colui che è stato l'avversore principale del credito d'imposta cedibile in Italia quando era Presidente del Consiglio, adesso che si spaccia come consulente della von der Leyen, però lo propone, quindi bisognerà che si decida. Come funziona il credito d'imposta a livello regionale? Funziona che la regione emette questo credito d'imposta che è elettronico, ovviamente, che va a finire in una sorta di tasca di credito personale di ognuno di noi, ognuno dei residenti nel Veneto, non mio. Il credito d'imposta diventa cedibile verso tutti senza nessun problema, subito, ma permette di ridurre le tasse regionali dopo 2 anni, non subito, per permettere all'economia di avere, diciamo, una certa crescita economica e quindi una certa crescita anche del gettito fiscale. È stabile, garantito dalla Regione Veneto e non scade mai, quindi voi lo potete utilizzare dopo 2 anni per pagarci le tasse, ma potete utilizzarlo anche dopo 3, dopo 4, dopo 5, potete anche tenervelo, non è necessario utilizzarlo, visto che lo potete utilizzare per far circolare l'economia. Più circola nell'economia e più crea vantaggi e quindi non è necessario restituirlo alla Regione. Tant'è che abbiamo previsto anche un adeguamento annuo come incentivo a tenerlo piuttosto che a utilizzarlo nel pagamento delle tasse, perché ovviamente se io lo restituisco per ridurre le tasse genero un mancato gettito per la regione e questo impedisce la circolazione nell'economia, che invece è una cosa positiva. L'utilizzo di questo strumento è addirittura facilitato dalla tecnologia, perché abbiamo scoperto che la tessera sanitaria è già implementabile per questo tipo di utilizzo, già oggi viene utilizzata da chi è celiaco, da chi ha, diciamo, esenzione di farmaci, perché permette il pagamento in farmacia o al supermercato senza nessun tipo di problema. Come funzionerebbe la piattaforma? La Regione Veneto istituisce questa piattaforma che si chiama SIRE, che è un acronimo di Sistema Integrato di Risparmio Erariale. Questa piattaforma gestirà tutti i conti correnti fiscali, noi li abbiamo chiamati tasca di credito, di cittadini e imprese, che li riceveranno gratuitamente, quindi non è che devono fare una domanda o una richiesta. Come riceviamo il codice fiscale, riceviamo anche la tasca di credito su cui verranno accreditati questi CIC. Poi i CIC li potremo scambiare tra di noi attraverso bonifici online, attraverso la tessera sanitaria, attraverso il cellulare, attraverso tutte le tecnologie che siamo abituati ad usare. Il concetto è però che questa è una moneta regionale, cioè lo scambio può avvenire solo tra residenti in Veneto, non potrà essere utilizzata per allargare il pagamento a uno in Lombardia o in Friuli Venezia Giulia e via dicendo. Quindi è un tipo di economia che sollecita l'economia locale, quindi
diciamo, ha il senso di incentivare l'utilizzo di fornitori locali piuttosto che fornitori di altre regioni. Può essere utilizzata per fare la spesa pubblica, quindi investimenti produttivi o lavori pubblici, ma può essere utilizzata molto più facilmente ed efficacemente per le emergenze, qualunque tipo esse siano, dalle alluvioni alle frane, ai terremoti e via dicendo. Quindi le 3 funzioni fondamentali di questa moneta sono: la prima, per finanziare la spesa pubblica senza fare debito, cioè la regione non si indebita per fare questa misura, potrà avere un mancato gettito dopo 2 anni, ma se l'incentivo funziona non ha neanche quello e quindi la moneta seguiterà a circolare e a creare benefici all'interno della regione. Può essere utilizzata per sostenere le piccole e medie imprese che oggi fanno fatica ad ottenere prestiti dal settore bancario a causa del credit crunch, e quindi la regione può finanziare queste piccole e medie imprese dandogli liquidità senza pretendere pagamento di interessi, cioè chiaramente alla regione non costa niente, quindi è meglio fornirla senza costi per le imprese. Ma l'ultima funzione, la più importante, questa necessita di una spiegazione. Voi immaginate di avere la vostra tessera sanitaria in mano e di sapere che la tessera sanitaria è associata alla vostra tasca di credito. Supponete che voi avete la tasca di credito vuota perché la regione non vi ha dato i CIC e non li avete ricevuti da altre persone, però voi volete utilizzare questo strumento. Potete fare un bonifico dal vostro conto corrente in banca alla tessera sanitaria e caricarla quindi come caricate, non so, la tessera PayPal, la tessera delle poste italiane e via dicendo. Cosa succede? Che nel trasferire euro dalla banca alla tessera sanitaria io ottengo 2 vantaggi. Il primo, che i soldi che ho in banca per l'articolo 1834 del Codice Civile non sono di mia proprietà e quindi se la banca fallisce io quei soldi rischio di perderli. Se li trasferisco invece nella mia tasca di credito, visto che è un conto corrente che è mio, dato dal mio codice fiscale, quella è una moneta di nostra proprietà che possiamo utilizzare quando vogliamo. Secondo, avendoci quell'adeguamento annuo del 2-3%, è una moneta che mi si rivaluta semplicemente tenendola lì sul conto corrente. E quindi qual è il vantaggio? Che io trasferendo i soldi dal conto in banca a questa tasca di credito è come se io avessi acquistato dei titoli della Regione Veneto. Quindi in pratica io presto dei soldi alla Regione che poi li potrà utilizzare per fare, diciamo, opere pubbliche, cose che ritorneranno a mio vantaggio, ma io ottengo uno strumento di scambio, quindi una moneta che ha un suo rendimento e che quindi mi tutela il risparmio, come prevede la nostra Costituzione. Quindi in pratica, da questo che vi ho spiegato, per avere l'autonomia regionale dobbiamo pretendere anche l'autonomia finanziaria, cioè la regione deve essere capace di emettere una moneta che gli permetta di finanziare l'economia. Esempi di utilizzo li faccio solo per darvi un'idea, quindi non solo per le emergenze, terremoti, alluvioni, frane, ma anche per realizzare scuole, ospedali, ambulatori, per sostegno alle imprese, abbiamo detto, per sostegno alla natalità, per sostegno alle famiglie, cioè qualunque misura, intervento la regione volesse fare per aumentare la domanda interna, per aumentare l'economia locale, può essere fatta con questo strumento perché non crea debito, non crea deficit e non ha nessun tipo di problema da un punto di vista del bilancio. Qui è l'evento che facemmo prima delle elezioni, che ha portato fortuna, è l'evento nel quale ha partecipato anche Francesca, che adesso chiamo sul palco perché passo la parola a lei, perché senza di lei questa cosa non ci sarebbe stata, per la sua caparbietà. E soprattutto andate sul sito di Risorgere Veneto, troverete un paio di articoli che lei aveva pubblicato gentilmente, che quindi danno l'idea che questa cosa è perfettamente realizzabile, non solo perché l'abbiamo promessa prima delle elezioni, ma perché vi abbiamo oggi dimostrato che le leggi lo permettono. Quindi grazie a te, Francesca.
Ok, perfetto, grazie Fabio. Bello il termine, è un refuso, ma risorgere Veneto, oltre che resistere, ci dà anche una bella speranza. Grazie. Allora, grazie di essere qui, ringrazio Riccardo Szumski e tutta l'organizzazione. Io faccio parte di Resistere Veneto e me ne vanto, anche sono molto felice di quello che abbiamo attuato l'anno scorso e sono felice di vedere che in regione ci sono delle persone che sono state assolutamente sensibili a recepire anche, non solo portare avanti le loro idee, ma anche aperti a recepire tutte le idee che possono venire dalle persone normali come me, dal popolo veneto. Io quando mi hanno chiesto di candidarmi lo scorso anno ho detto volentieri, ma mi fate parlare della moneta, perché da 20 anni, da quando ho scoperto che l'economia non è quella cosa arida e un po' così ostica che credevo fosse e che tutti pensano anche, infatti pochi se ne occupano, ma l'economia è la differenza fra la vita e la morte delle persone ed è la differenza fra la vita e la morte di intere comunità e di interi popoli. Se ci pensate, quando prima Fabio ha detto che praticamente l'economia si occupa dell'alloccamento delle risorse scarse, già con questa terminologia ci hanno un po' indottrinato, no? Perché ci vogliono far credere che le risorse siano scarse e che quindi debbano essere gestite da qualcuno. Infatti, se pensate, se una regione come il Veneto avesse bisogno di 3 nuovi ospedali e ci fossero i soldi per farne solo uno, a quel punto chi è che decide dove viene fatto? Ovviamente la politica, perché invece di dare gli ospedali che servono o le scuole che servono o le strade che servono, c'è qualcuno che decide dove farlo. Uno qui, tu no, tu no. E questo crea ovviamente potere. Ed è questo che è il potere che deriva anche da tutto il discorso finanziario, perché noi non viviamo nella scarsità, il mondo vive nell'abbondanza e sono stati fatti migliaia di calcoli sempre, potrebbe sostenere anche il doppio della popolazione che c'è adesso, ma soprattutto il mondo non è un sistema chiuso, perché tutti ci dicono abbiamo le risorse, quelle che ci sono. In realtà, se ci pensate, il nostro mondo è un sistema aperto, perché noi riceviamo continuamente da fuori, per esempio dal sole. Quindi noi potremmo avere tutto quello che vogliamo, anche energia in abbondanza. Cos'è che ci manca al momento? Ci manca la tecnologia per attuarlo. Non è che ci manchi la disponibilità di risorse. E già lì l'economia ha ci mette quel puntino, qualcosa che non ci fa ragionare in modo corretto. Poi c'è un'altra cosa, come giustamente diceva Fabio, citando Ezra Pound, dice che una regione, per esempio, non possa costruire ospedali o scuole per mancanza di denaro o di moneta, è come dire che un ingegnere non possa, che lì, qui ne abbiamo uno, bravissimo, non possa costruire. Se un comune mi avesse detto ingegnere c'è da fare questa strada, io gli avrei detto no, guardi, non la posso fare. Fino a metà. Esatto. E quindi che cos'è la moneta? La moneta in realtà è un'unità di misura, no? È un'unità di misura, ma di che cosa? Dell'operosità dell'essere umano. Quindi noi qui in Veneto, noi siamo un popolo perché abbiamo radici culturali, storiche comuni, ma siamo anche una comunità, quindi vuol dire che alla base della nostra comunità in Veneto abbiamo dei principi, degli obiettivi e anche dei valori comuni, perché io penso che, a parte qualche piccolo particolare, tutti siamo contenti che le famiglie progrediscano, che tutti possano vivere bene, che tutti possano studiare, che tutti possano mangiare. Quindi questi sono dei valori e che noi non possiamo attuare, a mettere in pratica i nostri valori e non possiamo raggiungere degli obiettivi perché ci mancano dei pezzettini di carta. Ma provate a pensare l'assurdo. Quindi oggi Fabio vi ha dimostrato con le leggi, con gli articoli di legge, che quello che noi vorremmo attuare qui in Veneto è possibile farlo. È possibile farlo perché noi viviamo in un sistema monetario finanziario che ci sta portando allo sbando, non potrà mai migliorare. Ricordatevi che qualsiasi promessa vi facciano di abbassare le tasse, e ormai sono 20-30 anni che lo sento, non si possono fare semplicemente perché noi, come ha detto prima Fabio, non abbiamo la nostra autonomia monetaria, o meglio, non ce la prendiamo.
Questo nel Veneto che vorremmo fare è il primo passo, perché poi si spera anche che altre regioni possano seguire. E questo si fa con la conoscenza, portando e condividendo informazioni con le persone, perché la conoscenza è il primo passo. Perché il mio motto è che se conosci puoi scegliere, se non conosci, se non hai la conoscenza, ti devi mangiare quello che ti dicono e quindi credere a tutto quello che ti viene detto. Quindi la conoscenza poi porta alla consapevolezza e da qui si può fare un grande cambiamento. Io voglio solo ritagliarmi un altro minuto per leggervi un testo che leggo sempre, perché come abbiamo capito questo sistema monetario finanziario ci sta portando alla rovina, non solo nella nostra regione ma anche in tutto il resto del mondo. Quindi qualcosa bisogna cambiare e per cambiare qualcosa bisogna chiederci come deve funzionare un sistema economico in una comunità. E vi leggo questo brano tratto dal manifesto della sociosofia. Per poter valutare un sistema economico dobbiamo porre alcune domande. La prima ci porta a chiederci se il sistema è efficace, se porta libertà, anche libertà di scelta, benessere e prosperità e se offre alla società la possibilità di sviluppi favorevoli. Esso rafforza la dignità umana, incoraggia l'autostima e la creatività, protegge i più deboli, permette ai poveri di migliorare le loro condizioni, rafforza i rapporti solidali. Infine, dobbiamo chiederci se il sistema economico sia trasparente, resiliente, equo, se rispetti la vita in tutte le sue forme e se abbia riguardo per la natura e le sue risorse. E da non dimenticare se incoraggi l'evoluzione pacifica dell'umanità e la collaborazione amichevole tra le singole comunità. Ecco, quello che io mi auguro è che oggi sia stato fatto il primo passo, tutti insieme con Resistere Veneto, per portare la nostra regione ad avere e avvicinarsi piano piano, passo passo, a un sistema economico di questa stregua, che può cambiare la vita delle persone e che possiamo essere anche, perché no, degli apripista per liberare anche tutti gli altri. Grazie. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, siamo a disposizione. Se vuoi dire qualcosa anche tu. No, mi pare che l'illustrazione è stata perfetta, ringrazio anche Francesca per l'entusiasmo che ci mette. Se non c'era lei, io non ero qui. Serve anche questo e quindi diciamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ben venga. Così io senza microfono. Vai. Allora Brenda, intanto grazie di questo evento che è un cambio epocale. Sì.